Il concetto di base, che non ho inventato nulla, ma è semplicemente cercare di valorizzare al meglio quello che i nostri bravissimi artigiani sparsi un po' per tutta Italia già sanno fare. Quindi senza manipolare, anzi, the less is better, come dicono gli inglesi, meno facciamo noi e meglio è per il consumatore finale. L'idea di Quintessenza nasce 3 anni fa, già ha visto un esperimento ben riuscito in Inghilterra. Da ottobre dell'anno scorso è partito il processo per rendere franchising tutto il format, il concept, e da ottobre verrà lanciato e venduto a livello internazionale. Ci sono già 5 richieste che però stiamo tenendo ferme perché per 6 mesi, da questo punto che è il punto zero, vogliamo che tutto venga veramente messo a punto nel migliore dei modi e ci sono 1000 aspetti da settare e regolare. Di fondo gli arredi sono stati pensati alla laguna di Venezia perché sono tutte bricole, legni di bricola, e l'idea che mi piaceva era che dalle colline del Montello e del Cansiglio questi pali hanno sorretto la città più bella del mondo e ora vanno a sorreggere i piatti e i prodotti di cibo e di vini più buoni del mondo, quindi dargli un ulteriore linfa vitale. È stato disegnato il concept come io lo vorrei da cliente, cioè dal momento in cui entro cosa mi aspetto di vedere, dal sorriso sulle labbra dello staff a cosa mi aspetto di trovare nel piatto e nel bicchiere, quindi nessun nome noto tra le etichette, ma solo veri artigiani che hanno come primo interesse quello di far bene i prodotti e come secondo interesse hanno in mente anche il business. Offrire sempre l'eccellenza in tutti i nostri aspetti e cercare di rendere finalmente dignità al Made in Italy, perché dopo 2 anni che ho vissuto in Inghilterra non ne potevo più di trovare negli scaffali bella cucina prosecco, sinceramente era una cosa che proprio non riuscivo a digerire. E quindi alla base, insomma, del progetto di Quintessenza, che a giugno vedrà con altro nome Ambrosia l'apertura a Londra della più grande enoteca gastronomia Made in Italy su 200 metri quadrati nella zona di Notting Hill, finalmente vedere valorizzato il vero produttore che magari perché è piccolissimo non ha la capacità economica o di struttura interna per poter essere esportato fuori dai confini molto spesso della sua stessa provincia. Questo in poche parole è quello che c'è alla base. Come dicevo prima, un occhio di riguardo ce l'ha il Veneto, un occhio di riguardo ce l'ha la provincia di Treviso. Questo perché indubbiamente, girando in questi ultimi anni alla ricerca di prodotti, mi sono reso conto di come questa provincia stessa sarebbe più che sufficiente per farne non 1 ma 10 locali pieni di eccellenza.